Già. 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 Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Allora, prima che il video cominci, parliamoci chiaro. Mi duole farlo proprio oggi, però devo sfruttare l'occasione, quindi vi ricordo che qua sotto trovate il link per comprare le maglie su KK Purtroppo ragazzi l'occasione, cioè manca a farlo apposta, che poi guardate, veramente ragazzi, neanche a farlo apposta, presa perché mi piaceva un botto, trovate il link qua sotto in descrizione, maglie veramente fatte ottimamente con la patch di quest'anno, sono maglie perfette, link qua sotto in descrizione, KK Gold, per acquistare delle maglie a dei prezzi veramente ottimi. Si può parlare della partita? Se partita la vogliamo definire, bisogna il riassunto. Non so se si sente, ma c'è un'ambulanza. Il riassunto. Anzi, almeno l'ambulanza passa. Almeno l'ambulanza lo dà un segno di vita. Noi no. Noi no. Noi, oltre a farmi dire che facciamo schifo al cazzo, che il solito coro, ma che ci siamo venuti a fare, che in questo caso suonerebbe ancora meglio perché adesso la sentite per forza di cose. Perché è venuto anche un giocatore della Fiorentina. Mi viene da dire che questa partita è stata un reato. Ma un reato perché? È stato un reato perché è stato atti osceni in luogo pubblico. Atti osceni in luogo pubblico. Cioè, penso che sia la definizione più adatta per quello che abbiamo visto. Non c'è altro da dire, non c'è da dire, non c'è da parlare su Cranio, non c'è da parlare di Mazzarri, non c'è da parlare di Nandez che si è rotto, non c'è da parlare di Caceres, non c'è da parlare di nessuno, di Bellanova, di Obert, di Ceppitelli, di Godin che sta fuori, di Pavoletti che sta sempre in fuorigioco, non c'è da parlare di Chedà, non c'è da parlare di Giovo Pedro, non c'è da parlare di nessuno, di nessuno. Questa partita è stata atti osceni in luogo pubblico. Sarebbero da arrestare tutti, tutti, veramente tutti. Però, lo sapete che c'è? Che alla fine sti cazzi. Cioè, ormai non riesco nemmeno più a essere incazzato. Mi sono rotto i coglioni di questa situazione, ci mancherebbe. Per carità, lungi da me essere felice di questa situazione. Però, anche no, cioè, non mi va de rovinarmi la domenica per due deficienti. Non mi va. Non me lo merito. Non ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo per niente. Quindi, sorriso, tanto mercoledì c'è sta il derby per me. E vedremo cosa ne sarà di questa squadra, di questa stagione. Bo, anzi BBB